TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Elezioni amministrative 2025. Nel comune di Eraclea Nadia Zanchin è stata eletta sindaca al termine del voto del 25 e 26 maggio. La candidatura di Zanchin è sostenuta dalla lista Eraclea C'è con i simboli di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati ed è stata eletta con la maggioranza relativa dei voti, superando gli altri candidati, vale a dire Valentina Doretto, Danilo Biondi e Flavio Perin. Zanchin era già stata sindaca di Eraclea per 4 anni fino alla fine del 2024, quando la sua precedente giunta era caduta dopo la mozione di sfiducia votata anche dalla sua stessa maggioranza, dopodiché è seguito un periodo di commissariamento. Cambiamo argomento. Giovedì 29 maggio prenderà ufficialmente il via la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, ospitata nell'affascinante cornice dell'Arsenale, luogo simbolo della tradizione marittima della città. Con oltre 270 espositori e 300 imbarcazioni distribuite su 55.000 metri quadri di bacino acqueo, il salone si conferma tra gli eventi più attesi del settore, offrendo una panoramica completa sulle ultime tecnologie, sulle propulsioni sostenibili e sulla grande tradizione nautica italiana. A rendere ancora più suggestivo l'inizio della manifestazione sarà il passaggio delle frecce tricolori, che alle 11 sorvoleranno l'Arsenale, regalando uno spettacolo carico di emozione. Inoltre è previsto il lancio degli incursori della Marina Militare, che eseguiranno un ammaraggio sulle acque della Darsenal dell'Arsenale, dimostrando la loro straordinaria abilità e il loro profondo legame tra Venezia e le operazioni marittime. Parliamo di sanità. La nuova presidente dell'Associazione Italiana Diabeti Fund è un volto noto dell'associazionismo di Chioggia, Manuela Bertaggia. Già vicepresidente con lunga esperienza come persona con diabete, è stata eletta alla guida di Fund a Rimini nel corso della 43esima Assemblea Nazionale del mese scorso. Un impegno perché Fund sia punto di riferimento per le persone con diabete e per le famiglie e interlocutore autorevole dei rappresentanti istituzionali, ha detto nel corso della sua elezione, annunciando gli obiettivi di uguaglianza delle cure, accesso ai nuovi farmaci, disponibilità della tecnologia, revisione della norma sul rinnovo della patente di guida per le persone con diabete e una proposta di legge che riconosca il diabetico guida a livello nazionale. Passiamo alla pagina della cultura e degli spettacoli. Il Teatro Toniolo di Venezia spalanca le porte a una nuova grande stagione di prosa 2025-2026, con 18 spettacoli imperdibili e il sipario pronto ad alzarsi il 21 ottobre con il musical Sette spose per sette fratelli. Una rilettura fresca e spumeggiante del celebre film hollywoodiano, con un tocco ironico che amica al mondo del western di Quentin Tarantino. Questa mattina al Teatro Toniolo di Mestre è stato presentato il nuovo cartellone, reso possibile dalla sinergia tra il settore cultura del Comune di Venezia e Arte Event circuito multidisciplinare regionale. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.